Ciao ragazzi, oggi sono a Calvene, invitato dagli amici di questo comune della Pedemontana Vicentina per rivivere un pezzo della loro storia. Una storia che si racconta anche attraverso la caldaia che è stata riempita alle nostre spalle e che tra poco darà il formaggio. Partiamo da lì, questa è una delle radici della vostra terra, Andrea. Certo, al monte la tradizione casearia è da tempi remoti che viene praticata. Ovviamente adesso utilizziamo il latte vaccino, mentre storicamente la zona di monte e comunque tutte le contrade che da un punto di vista storico si chiama Vattarolo era una terra di capre. Abbiamo trovato una documentazione del 1800 in cui si parlava di zebe con questo termine dantesco che significa capra. Oggi che cosa si farà qui, al di là della rievocazione della caseificazione? Oggi abbiamo promosso questa iniziativa per valorizzare e promuovere il nostro territorio e quindi la contrada monte è un sostegno o comunque valorizzare questi luoghi anche per un discorso magari turistico un domani. Ormai lo spopolamento è già avvenuto, però noi cerchiamo di impegnarci affinché la gente rimanga e vogliamo far vedere come siano importanti queste attività. I gesti che vedete in questo video sono quelli antichi, di un saper fare che appartiene a questa terra e a chi l'ha vissuta per tanti secoli, perché fare il formaggio un tempo era questione di sopravvivenza. Ed è comunque una cultura che si è radicata in questa terra, perché per esempio nei giorni scorsi io sono andato a raccogliere le patate con alcuni residenti qui. Sono loro che comunque tengono viva la capacità di gestire il territorio. Certo, ancora quelli che ci vivono, noi facciamo degli sforzi affinché queste persone rimangano nel proprio territorio, anche attraverso dei lavori che vuol dire mantenere a posto le strade, dare la possibilità a queste persone appunto di vivere come vivono quelli giù in paese. Un tempo qui a monte, questa frazione di Calvene, vivevano diverse famiglie, vivevano centinaia di persone e tra queste famiglie una in particolare è riuscita a creare quello che potremmo definire un piccolo impero della caseificazione, del mondo del burro e del formaggio. Avete presente il burro delle Alpi? Ebbene, è nato qui grazie alla famiglia Brazzale che è partita da monte e Roberto Brazzale mi ha aperto la casa di famiglia per farmi ripercorrere un po' la loro storia e non solo. Stefano, ti faccio vedere una cosa interessante. Allora, questo è l'ufficio degli anni 30, 20-30, nel quale puoi vedere il ritratto di mio trisnonno, che è Giovanni Maria Brazzale, nato nel 1837, il quale al Monte di Calvene, il quale ha, come suo papà e suo nonno, fatto sempre lo stesso mestiere, cioè commercio di burro, soprattutto che era il prodotto più prezioso, ma anche poi di formaggi, dalle montagne asiaghesi delle Malghe, delle Casere, dell'Altopiano di Asiago, lavorato e confezionato al Monte di Calvene e poi venduto in tutti i mercati della pianura. Giovanni Maria Brazzale compra nel 1898, scende dal Monte di Calvene con un sacchetto di marenghi d'oro che costituiscono risparmio di generazioni e generazioni, sacrifici, lavoro, certo, commerci, e acquista questa fattoria a Zanè. Mantiene la sua casetta al Monte di Calvene perché dice: se per caso gli affari va male, torniamo indietro dove che siamo meglio. In termini di dipendenti di fatturato, mi può dire com'è strutturato oggi Brazzale? Quali sono i numeri? Sì, abbiamo circa 700 dipendenti in tutto il mondo, diciamo complessivamente, e come fatturato dovremmo quest'anno sfiorare i 200 milioni, siamo probabilmente 190 milioni di fatturato circa. È rimasto questo legame con la vostra terra d'origine? Un legame strettissimo. Molti dei nostri dipendenti e collaboratori venivano proprio dalla zona di Calvene e dalle aree limitrofe, perché avevano sempre la preferenza rispetto a qualsiasi altro nel cuore. Non solo per questo, ma anche perché diciamo che la tradizione casearia che gravita attorno all'Altopiano di Asiago e attiene come centro commerciale è la più importante del Veneto e una delle più prestigiose d'Italia. È importante ricordare, visto che parliamo di memoria storica. Per forza, anche perché l'economia non si fa con la matematica. Chi insegna l'economia con la matematica sta depistando, in realtà l'economia si fa con la storia, per cui
il futuro. Storia Magistravite non è... Storia Magistravite non l'abbiamo inventato noi in questo momento, viene dalla saggezza popolare e tutto si ripete e tutto è figlio di radici, per cui se si guardano le radici ci si può anche immaginare quali possono essere le evoluzioni di determinati avvenimenti, di determinate cose. Andrea, che valori ci sono dietro a questi gesti e dietro a queste storie? Dietro a questi gesti e a queste storie c'è una comunità che si è adattata a questi ambienti che non sempre sono comodi e agevoli. Quello che noi oggi vogliamo proporre è appunto di mantenere queste persone a continuare a fare il loro lavoro in questi territori, a mantenere puliti i campi, sistemati i boschi, perché questo è fondamentale anche per la pianura, perché se a monte non si fa questo tipo di manutenzione o comunque questi interventi, poi ogni volta abbiamo dei problemi anche a valle. Questa si chiama, se vogliamo, anche resilienza, ovvero la capacità delle persone di rimanere nel luogo dove sono nonostante le difficoltà o anzi facendo diventare le stesse difficoltà un'opportunità. Io dico sempre, Andrea, che il futuro sta nelle tradizioni. Può essere una chiave di lettura per un futuro turistico questa? Certo, sta nelle tradizioni ovviamente adattate al contesto in cui viviamo, quindi con la massima apertura anche verso l'innovazione, come giustamente dicevi tu prima. C'è un'altra famiglia qui a monte che ha scritto delle pagine veramente significative e anche simpatiche della storia di questa comunità, ed è la famiglia che gestisce la trattoria La Busa, perché li fanno il capretto d'Eco, la vera prelibatezza, la tipicità in cucina di questa terra. Siamo andati a vedere come nasce questa ricetta, ma anche a farci raccontare un po' la storia bellissima di questa famiglia. Da quanto tempo qui si fa il capretto, Andrea? Si fa il capretto dal 1928. E chi è che ha iniziato? Ha iniziato la bisnonna. E tu sei qui, la porti ancora avanti questa tradizione? Sì, la porto ancora avanti dal 2005. Come si cucina dall'alto della vostra esperienza il capretto d'Eco? Allora, si seziona il capretto dal latte di 40 giorni e poi si mette in marinatura. Poi successivamente si inizia la cottura a fuoco lento, dai 75 ai 80 gradi, e per circa 12 ore, molto lentamente sulla stufa a legna. Però prima c'è un grosso lavoro. Con sezionare le varie parti, legarlo, spezionarlo e poi metterlo nella pentola. E queste sono tutte regole e gesti che voi vi tramandate? Da 4 generazioni le tramandiamo queste operazioni. Ci sono degli accorgimenti per alleviare l'intensità del gusto del capretto? Perché il capretto è una carne intensa. Sì, è una carne intensa e per questo si deve fare anche i profumi, i sapori con le varie spezie, così si prende quella originalità del sapore che poi si vede in sala o alla fine cottura. E si sente al palato? E si sente anche dal palato. Questa è mia nonna. Questo è mio nonno Busa. Questa è tutta la sua famiglia. Dopo questo è mio papà, mia mamma e la nostra famiglia. E dov'è Me e mia sorella. Sì, lì fuori dentro. E dopo sono me e mio marito. Questa è mia mamma. Questa è mia mamma. Vedi che mi fa tanti. E questo è Andrea. Il futuro. 1, 2, 3, 4. Quanti eri una volta? Qua, su sta casa 9 e con tutti 18, 20. Casa grande? Saremmo state 25 persone dentro qua. Casa grande? Sì, camere? sì, con 4 camere. E allora c'era i materassi anche per terra, fatti di sorgo, scartoso. Scartoso delle parrocce? Erano i bei tempi, signora? Sì, meglio di adesso. Sì, se perché? si contentava di più, se ballava qua in mezzo alla contrada, veniva giù qua fisarmonica, quindi da sopra della Palusiana, qui era lì insieme, e suonava un colpo di fisarmonica, le signorine tutte si cambiava che era sul campo e veniva giù a ballare. E tutte a ballare, e si cantava? E si cantava.
Danilo è il nostro casaro e una volta? Una volta avevamo una malga in cima di fronte e mondino e vaghe sotto la pioggia. Quindi a voi l'acqua lo stesso? Sì, sì. Infatti guardate, questa Facciamo sempre il formaggio. è la caldaia e questo è l'ombrellone che ci ripara dalla pioggia. La pioggia. Ma queste sono sciocchezze per un casaro, vero? Sì. Per un malgaro. Sì. Fa malgaro, sì. Com'è la vita in Malga? Insomma, mi piaceva tanto. Si emoziona. Sì, un po'. Questa è la gente vera, ragazzi. Questi casari qua, dico, mi ha fatto la scuola con la penna, quindi sulla pelle, sulla pelle vi vesta da piccoletti che ha visto la sua vita fate queste robe qua. In Malga? In Malga. Lui che ha ancora la Malga lui, Danilo? No, basta. Basta. E le porta su comunque Sì, le vacche, porto no? sulle bestie nel No, peggio. Stefano, non le malghe di adesso con tutti i comfort, con tutto. La malga vera, corrente non esisteva. Non esisteva. Candela, acqua, quella che acqua. veniva dal cielo. E questi sono i risultati, queste persone qua. Facciamo il formaggio. Anche sotto la pioggia. No, sì, anche sotto la pioggia. Era dura, ma era bella quella vita. Sì, era tanto bene. Adesso metto solo il festulo, dico. Questo? Lago di Pino, e perché? Vedere se si veniva a cagliare. E quindi se sta in piedi così, Se sta in piedi si veniva a cagliare. quindi vuol dire che è ora di romperla. È ora da romperla. E allora rompemmo. E ora la rompiamo. Chi c'è a questa festa al di là dei casali e dei residenti? Ci sono 4 realtà casearie vicentine molto importanti che sono venute ad esporre a Monte di Calvene e questa è una cosa veramente di rilevanza. Perché avete voluto coinvolgere queste realtà oltre all'ONAF? Perché abbiamo coinvolto l'ONAF innanzitutto per fare una degustazione abbinati i vini da DOC di Breganze e la cantina Cabiasi di Innocente dalla Valle per valorizzare appunto questa giornata e darle anche una nota didattica o comunque culturale, perché non deve essere una abbuffata di formaggi ma serve a conoscere il prodotto e questi prodotti sono molto importanti nella nostra realtà anche dal punto di vista economico e commerciale. Ma poi infine, soprattutto, non ci si accontenta perché il comune sarà anche piccolo. Ma potevamo farci mancare i torresani, Andrea? Assolutamente no. Torreggiano di Breganze. Questa è un'altra delle tipicità più importanti, più significative del territorio, vero? Certo, del territorio di Breganze, il nostro è uno scambio enogastronomico, loro ci fanno assaggiare il torreggiano e noi andremo a Breganze con il capretto. Tradizioni che continuano a vivere e che secondo me possono riservare una grande opportunità per il futuro.
vuol dire che sta camminando siamo ancora qua. Certo, sicuramente Stefano. Grazie a Andrea Pasin, grazie ai residenti di Monte, ai 35 che però fanno per 10.000. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Arrivederci.